Bentornati su Real Napoli Football, ragazzi. Veniamo da una bella vittoria su Real Madrid. Andiamo a cercare subito il prossimo avversario. E se vi fa piacere supportarmi in questa scalata alla Divisione 1 con solo giocatori del Napoli Reale, che cazzo volevo dire? Se vi fa piacere, ragazzi, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, commentate e fatemi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Vediamo chi sarà il nostro avversario, che è stato anche trovato. E sarà Barcellona-Napoli, un avversario che è 12 millesimo, quindi sembra abbastanza forte. Siamo allo Spotify Camp Nou, ennesima rivincita. Allora, vediamo queste persone che sono messi anime Gesuele. Io faccio sempre la stessa cosa, non la metto di default perché a volte non mi conviene, ma anche in questo caso preferisco fare così. Tutto bene, andiamo al match. Un benvenuto a tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Caressa. Si parte allo Spotify Camp Nou, ragazzi. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi al massimo una partita che ci regalerà. Prova subito ad andare forte il Barcellona. Di Lorenzo recupera palla, qui siamo molto sfortunati. Nathan prova ad allargare per Mario Rui che tiene palla lì, la appoggia a Kvaratskhelia, attacco per Zielinski, si gira Zielinski, dentro per Victor Osimhen che allarga per Kvaratskhelia, gran giocata dentro Kvara, scende Kvaratskhelia, fallaccio là su Kvara, Lobo, palla per Anghissà, si gira Zammo Anghissà dentro per Osimhen. Comunque c'è stato già un rigore negato dal mio punto di vista, palla dentro, attacca bene il Barcellona che va dentro con Shevchenko che segna. Mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, 1-0 Barcellona, ma c'è una macchia, attenzione, Anghissà subito dentro, Zammo Anghissà dentro per Osimhen, attacco per Zielinski che spara, che cazzo ha preso? Che cazzo ha preso il portiere? Che cazzo ha preso il portiere? Attenzione, palla per Rachmani, va Zielinski per Amir Rachmani che proverà a spizzarla. Attenzione Osimhen, la parata Anghissà, Politano, Matteo Politano, pareggiamo subito. Una sfida senza esclusione di colpi. Lo spero davvero anche io, fra, veramente lo spero anch'io. Attenzione, palla subito dentro, Zielinski, Anghissà, palla per Mario Rui, dentro per Kvaratskhelia, cerca Zielinski, va da Osimhen, prova a lasciarla a Zielu, palla debole, rilancio lungo del portiere con Rachmani che deve svettare su Sheva, ci riesce, Politano prende palla, appoggia per Anghissà, Zielinski, Kvaratskhelia dentro per Zielinski ancora, niente da fare, palla dentro, smorzata da Anghissà ma niente da fare, attenzione Di Lorenzo ancora dentro per Shevchenko, incredibile. Incredibile, ancora imbucata per Shevchenko. 2-1. Osimhen, Lobotka, Di Lorenzo, palla per Politano, cerca Anghissà, dribbling di Anghissà non riuscito. Sì, per forza. Ancora Viera. Nathan, ancora palla per Shevchenko, Rachmani su Sheva, non lo prende, Shevchenko di esterno, ragazzi. Cruyff. Un 1-2 veramente da KO. Era al posto giusto, al momento giusto. Ha avuto un guizzo 3-1 Barcellona, ragazzi. Allora, cosa sta per accadere? sta succedendo? Allora, passiamo di nuovo un po' ai centrocampisti, anche se in realtà no, perché non mi sto trovando male. Allora, vai, ho preso le imbocate su Shevchenko, brutte proprio.
Osimhen, palla per Lobotka, la appoggia a Mario Rui che prova a scendere subito Rui, dentro per Zielinski, cerca subito Osimhen, anticipato dal difensore Mario Rui, Anghissà, Zielinski, fermato Zielu. Attenzione, Nathan prova a chiudere su Cruyff, ancora palla dentro per Messi, scende Messi, dentro Di Lorenzo, spazza per Osimhen, poggia per Anghissà, scende Zammo Anghissà che prova a cercare dall'altro lato Kvaratskhelia, niente da fare, partenza shock del Barcellona. Attenzione, Nathan recupera palla, dentro per Anghissà, Osimhen appoggia dentro per Zielinski che cerca Victor Osimhen, si gira Victor, scende Victor, non riesce a darla a Politano, dentro per Politano ancora la parata, incredibile, Anghissà prova a rimetterla dentro, Vieira, prende tutto Vieira, Cruyff, palla dentro, Rachmani deve chiudere su Shevchenko, va dentro Di Lorenzo, spazza ancora per Victor Osimhen che prova a spizzarla con Zielinski, palla per Kvaratskhelia, dentro dall'altro lato, la palla non passa, arriva Anghissà, Zielinski recupera palla per Osimhen, dentro per Kvaratskhelia, scende Kvaratskhelia che cross in mezzo, Anghissà, devi controllare e tirare, ok. Queste due carte, io anche queste due scelte non le uso gli eventi perché sono troppo overpower, ma se vero, fra. Sono veramente troppo. Comunque, vertiamo le ali, come hai detto tu, proviamoci a fare qualche cross in più. Check. Il lancio lungo di Peter Check, attenzione Di Lorenzo, prova a chiudere. Niente da fare, Nathan su Cruyff, vabbè ragazzi, ma ogni imbucata è gol, cioè assurdo, incredibile, tripletta di Sceva, Lobotka, palla per Nathan, Mario Rui, Politano, la dà a Zielinski, si gira Zielinski dentro per Osimhen che prova a penetrare, fermato da Van Dijk, niente da fare. Anghissà, bel back di Anghissà, dentro per Zielinski, palla per Osimhen, allarga per Kvaratskhelia, Anghissà prova a recuperare palla, non ci riesce, palla recuperata a Mario Rui, tacco Zielinski, si gira, va da Politano, si gira Politano, dribbling di Politano, va dentro, stiamo giocando bene in questo momento. Nathan blocca questa palla, si ferma qui la manovra, errore di Nathan, nostra, sì. E tu non pressare. Mario Rui, palla per Politano, appoggia per Zielinski, 1-2 con Politano che se ne va, scende Matteo Politano, va Politano, arriva al cross, rimessa laterale per noi, stiamo un po' più avanti, Politano dentro per Zielinski, va da Lobotka che cerca Anghissà, si ferma Anghissà, va dentro da Osimhen e non riesce a tirare. Ma che ha combinato? Ho fatto un macello, vabbè, aiuto, ma che Fra, ma io non ho presso, io non ho fatto niente qua, è solo entrato, la palla passa sempre. Vabbè. Di Lorenzo, palla per Kvaratskhelia, 1-2 con Anghissà, scende Zammo Anghissà, Kvaratskhelia, cross in mezzo, calcio d'angolo. Ragazzi, Shevchenko è ingiocabile. Ingiocabile fino ad ora. Mario Rui, cross in mezzo verso Rachmani, niente da fare, ancora Rui che prova a metterla subito dentro, Anghissà, niente da fare, e riparte il Barcellona con Rui che deve andare a chiudere, Mario Rui, gran diagonale di Rui, dentro per Lobotka, finisce il primo tempo, 5-2 per il Barcellona, partitaccia fino ad ora, in realtà loro con 6 tiri hanno fatto 5 gol, 6 tiri, 5 gol, che stai? Osimhen, Lobotka, Nathan, palla per Mario Rui che scende Rui,
prova a darla, niente da fare. Zielinski appoggia per Osimhen, che l'ha data Anghissà, che l'ha ridato Osimhen, che vede Zielinski, la parata del portiere. Niente da fare. Palla dentro di Lorenzo, va da Rachmani, ma io ce l'ho caricata così tanto apposta per andare dall'altro lato, vabbè. Di Lorenzo, palla per Lobotka che allunga verso Kvaratskhelia, che cerca Anghissà, che prova a ridarla a Kvaratskhelia, che va dentro da Osimhen, niente da fare. Shevchenko, attenzione Nathan, Shevchenko in chiusura. Poi Lobotka, Anghissà, poggia Zielinski, dentro per Osimhen, che la data Anghissà in chiusura, però il mediano, attenzione, palla dentro, chiusura finalmente di Rachmani, Anghissà, Zielinski, ma perché non da Zielinski? Vabbè. Niente, noi recuperiamo palla lì, la palla ci passa attraverso, Lobotka se la va a recuperare, Anghissà allarga per Zielinski, cerca dentro Zambo Anghissà, che prova a scendere, Anghissà allarga per Kvaratskhelia, scende Kvara, attenzione Kvara ancora, prova a crossare dentro, niente da fare. Attenzione Rachmani, niente da fare. Lobotka, bel recupero palla di Robo, appoggia per Anghissà, dentro per Zielinski, niente da fare. Rachmani, bel recupero palla di Rachmani, ancora Di Lorenzo, prova ad allargare questa volta per Kvaratskhelia, dentro per Anghissà, scende Zambo Anghissà, attenzione, l'area centra verso Lobotka che vede Zielinski, Mario lui perché ha fatto questa cosa, poi Zielo va da Politano, appoggia ancora Zielinski che penetra, Zielinski la parata! Ancora del portiere Ter Stegen, Lobotka, Zielinski, tacco per Politano che prova a penetrare inutilmente e ancora Lobotka a prendere questa palla, Anghissà, Zielinski, non passa di prima e ancora break di Lobo, dentro per Osimhen, per Politano che accorcia sul 5-3, Matteo Politano, stiamo pressando. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa. Hai ragione, indubbiamente hai ragione. Allora, dentro Lindstrom, metto Traoré, lo provo da esterno. Raspadori, metto per Giacomino. Kvara è stanco comunque. Kvara è stanco. E va bene così, potrei anche decidere di togliere Zambo, ma non sono convinto, lascio tutto così per il momento. 5-3. Cambio di jugadores en el Barcelona. El dorsal 99. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Si riparte con eccolo qua, Nathan recupera palla, Mario Rui, Lindstrom, Raspadori, Lindstrom dentro ancora per Giacomino, Raspadori che deve toccarla per Lindstrom, scende Lindstrom che cerca Osimhen, 5-4, Victor Osimhen. Attenzione che gli mettiamo paura. E lì hanno davvero fatto la differenza. Lobotka appoggia per Lindstrom, Raspadori dentro per Osimhen, riesce a recuperare questa palla Lobo, attenzione palla dentro, Rachmani, spazza Rachmani, Traoré, Anghissà, Traoré dentro per Osimhen, appoggia per Raspadori, si gira Raspadori dentro per Lindstrom, niente da fare. Palla dentro, Anghissà e Osimhen dentro, la palla per Raspadori, niente da fare. Attacchiamo ancora con Anghissà, recupera palla di Lorenzo, Traoré, peccato. Anghissà, attenzione. Rachmani, Lindstrom, palla per Anghissà dentro per Traoré, allarga per Raspadori, errore di Traoré qui. Mamma mia, Lindstrom dentro per Giacomino, Raspadori cerca dentro Traoré, dentro per Osimhen, fuori gioco, fuori gioco. Ma fuori gioco ridicolo per Victor Osimhen che non esiste.
Fuori gioco che non esiste, check, rilancio lungo, attenzione, palla dentro, Nathan prende questa palla e poi Lindstrom, palla per Raspadori, che cazzo ha fatto Raspadori, ragazzi? Nathan recupera questa palla alla grande, Nathan dentro per Giacomino Raspadori, cerca dentro, niente da fare, ancora il Barcellona, ancora Nathan, Traoré, palla dentro per Anghissà, cerca dentro qualcuno, attenzione Di Lorenzo, Anghissà, palla dentro per Traoré, attenzione palla dentro, Osimhen, non riesce a tirare Osi, e calcio d'angolo. 15 metri, secondo me sì. Attenzione Rachmani, Mario Rui, Rachmani prova a girarla dentro, Anghissà non riesce a tirare, peccato. Nathan, Rachmani, Lobotka, palla per Raspadori, tacco per Lindstrom, si ferma Lindstrom, dentro per Giacomino, tacco per il maestro che tira di destro, perché di destro? Una parata eccezionale, ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. 2 minuti di recupero, ragazzi. Lobotka, palla per Anghissà, arriva da Traoré, mamma mia Traoré, come ha giocato male Traoré su quella fascia purtroppo. Lobo finisce qui, ragazzi, una partita persa, veramente. Si è cagato in mano alla fine e noi siamo stati poco lucidi per andare a cercare il 5-5 e abbiamo strameritato, avremmo strameritato il pareggio. Si è cagato in mano, nel secondo tempo non ha fatto nulla. Intanto si porta a casa una vittoria rubata. Mamma che si è mangiato, noi perdiamo 23 punti, porca troia.